Mi pare che la proposta loro sia più nazionale, voglio dire, una visione più alta. Noi abbiamo questa volontà, perché ce l'hanno chiesto i cittadini, di essere rappresentanza territoriale. Noi abbiamo una proposta, ripeto, che vede nel Veneto la possibilità di trasformare la palla di neve in slavina. Noi abbiamo una prospettiva nazionale e internazionale. Cioè, io, se prendo il telefono, c'ho il numero di Robert Fico, che è il premier slovacco, di Orban. Territorio o visione più ampia? L'obiettivo numero uno è marcare le differenze. Necessario per due nomi che vogliono rappresentare l'alternativa centrodestra e centrosinistra, ma rischiano di pescare nello stesso elettorato. Rischio grosso quando il primo traguardo è superare lo sbarramento del 3% per chi non è in coalizione. Anche per questo nelle ultime settimane non sono mancate le scintille tra le due parti, con l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave che ha parlato della nascita improvvisa di una lista definita di disturbo, quella appunto di Rizzo. In prima edizione prevale il fair play, ma il botta e risposta è chiaro. Ma compassa l'ultimo minuto, diversamente a noi che abbiamo fatto un percorso un po' lungo, però c'è la libertà di fare, queste sono le regole, ne prendiamo atto, ognuno fa le scelte che ritiene opportune. Ma noi abbiamo presentato la lista in Liguria, un anno e mezzo fa l'abbiamo presentata nel Trentino, abbiamo preso il 2,5%, abbiamo battuto Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Calenda, Renzi. Così vicini nell'essere antisistema, così lontani nell'approccio. Uno vuol partire dal basso, sulla sicurezza invoca la Guardia Civile Veneta e suo malgrado o meno raccoglie molto elettorato Novax. L'altro mette insieme esperienze politiche tra le più diverse e anche estreme, dai comunisti delusi ai delusi della destra, come l'ex deputato Lega e AN Antonio Serena, che invocò la grazia per Pribke, mentre lo stesso Rizzo definisce Ursula von der Leyen un capò tedesco. Entrambi autonomisti gridano lo scandalo dell'autonomia promessa ma è arrivata, vedono sanità e sicurezza al primo posto delle esigenze dei veneti, ma non mancano gli altri temi. Sull'economia una idea di moneta veneta. Noi abbiamo una proposta che ha diritto bancario vigente, è possibile per le regioni creare una moneta complementare, ovviamente solamente digitale, perché è un credito di imposta che vorremmo far girare all'interno del territorio perché queste transazioni rimangano all'interno e facilitino le attività soprattutto da parte delle imprese. Sull'ambiente il progetto di manutenzione del territorio affidato a una categoria specifica. Chi è che conosce meglio il territorio? L'agricoltore lo conosce, quindi vorremmo partire dall'agricoltura, dare questo grande piano di manutenzione del territorio regionale in mano agli agricoltori e questa roba qua per gli agricoltori consentirebbe di avere nel nostro programma l'esenzione del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli.